divisione tra i mestrini, diversi speravano nel ritorno al giallo. Resta aperto il dibattito tra limitazioni anticontagio e aperture anticrisi. Camerieri, lavapiatti e famiglie che lavoravano nell'ambito del turismo, specie senza contratto a tempo indeterminato, sono i nuovi poveri che affollano la mensa di Sant'Alvise. Venezia, business del futuro quando la crisi sarà terminata e ora nelle mani di chi possiede ingente liquidità, specie capitali malavitosi cinesi, lo diciamo da 3 anni, così la CGA. In questi mesi di pandemia è aumentata la macchina burocratica e appesantita di oltre 500 nuove normative a discapito di cittadini e imprenditori, lo studio è delle piccole imprese. Dalle ruspe alla protesta di lunedì prossimo, cittadini di Mestre si preparano alla manifestazione a tutela degli alberi di Piazzale Cialdini a Mestre, appunto contro la ciclabile di Caparsetti. 67enne ha subito violenze in casa da parte del marito per ben 10 anni. Lei non lo ha mai denunciato, ma intervengono i carabinieri grazie alla legge Codice Rosso e lo arrestano. Questa mattina udienza privata in Vaticano da Papa Francesco della famiglia di Paolo Rossi, che ha portato al pontefice un pallone soffiato in vetro di Murano dal maestro Giancarlo Signoretto. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, che cominciamo dai dati, dai numeri, fortunatamente in costante calo dei contagi da Covid-19. In Veneto 997, ecco vedete la tabella fornita da Azienda Zero, 997, quindi sotto i 1000 nuovi casi di positività nelle 24 ore in tutta la regione, 50 i decessi. Per quanto riguarda Venezia, i nuovi casi sono 145 con 2 decessi registrati in provincia. Questo dunque l'andamento dell'epidemia da Covid nel nostro territorio. Veneto che rimane ancora zona arancione, la delusione è palpabile anche a Mestre, dove in diversi avevano pensato o sperato in un ritorno al giallo. Tra poco il servizio, perché il dibattito tra limitazioni anticontagio e aperture anticrisi economica rimane sempre aperto. Abbiamo raccolto le voci proprio dalla città. Il Veneto resta arancione almeno per un'altra settimana. Questa frase, che fino a poco tempo fa sarebbe apparsa incomprensibile, è invece oggi tra i maggiori argomenti di conversazione e a volte anche di polemica. Il responso sulle colorazioni delle regioni in base all'incidenza del Covid per determinare aperture e chiusure di attività, libertà o meno di spostamento è diventato un nuovo appuntamento fisso, atteso con ansia, i cui risultati dividono le opinioni. Anche a Mestre, dove il dibattito sul contrasto tra limitazioni anticontagio e aperture anticrisi economica è più aperto che mai. Non si vive bene, soprattutto dal punto di vista psicologico, anche perché poi quando sei a casa dal lavoro da 130-140 giorni chiaramente non vedi che l'ora che la situazione finisca. Ci deve essere, come ho detto io, una maggiore compartecipazione a livello nazionale e che si mettano d'accordo su dei parametri uguali per tutti. Io penso a tante categorie che sono veramente penalizzate in questo momento e che hanno bisogno soprattutto di risposte certe. Noi siamo stati fortunati a dicembre e l'inizio di gennaio, però adesso penso che sia abbastanza pesante mantenere, soprattutto per le scuole. Ci sono dei gruppi di giovani senza mascherine. Un giorno mi sono anche fermato, gli ho detto: ragazzi, cercate di mettere le mascherine. E cosa vuole che sia? Sono giovani e posso anche capire, però ci sono dei limiti. Bisogna essere tassativi. La mascherina per tutti. Non è ancora entrato nella mente delle persone di dover evitare il più possibile gli spostamenti, perché comunque c'è un'abitudine dietro che è normale, nel senso che nessuno è abituato a non fare niente. Io ormai è da marzo che più di fare casa lavoro, spese e basta. Io sono passato al mercato prima, c'erano assembramenti, per cui presumo che queste chiusure dei negozi servano a poco, a mio avviso. Poi sarebbe meglio aprire tutto.
Aprire tutto non lo so, però dare la possibilità anche ai commercianti di non creare problemi appunto ai commercianti. Io la penso probabilmente in maniera differente rispetto a molti altri che probabilmente pensano invece che dobbiamo chiudere ancora di più. E secondo lei questa terza ondata in fascia gialla? Non è finita la seconda probabilmente. Chiudere vuol dire che tanta gente va in fallimento. Convivere è difficile, quindi sta chiedendo una persona che non so decidere. Io spero solo che finisca presto. A incidere sull'attribuzione delle fasce ovviamente la curva della pandemia, che potrebbe aggravarsi con una maggiore diffusione della cosiddetta variante inglese, sorvegliata speciale anche in Veneto. Non possiamo escludere altre misure restrittive, ha detto oggi Gianni Rezza. Quella brasiliana in qualche misura preoccupa di più, dato che è stato rilevato un certo numero di reinfezioni, soprattutto nella zona di Manaus, quindi in Amazzonia. La brasiliana è quella che preoccupa di più, ma è la variante inglese la più diffusa e sorvegliata da Stato e Regioni. Dalla sua evoluzione dipenderà un possibile innalzamento delle misure, leggi, nuove restrizioni che per il Veneto potrebbero equivalere a un'ulteriore permanenza in arancione. Se questo possa determinare un innalzamento del livello di guardia e delle misure che devono essere prese, questo sicuramente è un argomento che stiamo prendendo in considerazione. A fare ordine sulla variante inglese è lo stesso Fabrizio Pregliasco, all'indomani delle dichiarazioni del premier britannico Johnson sulla maggiore mortalità. Altra cosa, sottolinea il virologo, dalla letalità. La letalità è la percentuale di persone che vengono a morire in seguito all'infezione. La mortalità è l'effetto che si sta vedendo, perché essendoci più casi anche nella popolazione adulta, perché presumibilmente si è diffusa nella popolazione più giovane, l'effetto più triste appunto della grande presenza di casi poi ci porta a vedere la mortalità. Di fronte a un virus che corre, seppure meno, e che muta, la partita da giocare è ovviamente quella dei vaccini, con Pregliasco che fissa una soglia minima di popolazione immunizzata per dirsi fuori dalla piena emergenza. Io ritengo che quando si arriverà a un 20-30% di copertura vaccinale, avendo privilegiato, secondo il piano, le persone più fragili, cominceremo a vedere dei dati più rassicuranti e non ci sarà più questa terribile quantità di 4, 5, 600 morti al giorno che sono l'elemento da tener conto. D'altro canto sono tante, sempre di più, le famiglie in crisi a causa del Covid, al punto da non riuscire più neanche a fare la spesa. A Cannareggio, nel cuore di Venezia, è sorto un emporio solidale per aiutarle, ma le conseguenze peggiori della crisi probabilmente non sono ancora arrivate. Quando nel novembre 2019 ha aperto i battenti, l'Emporio della Solidarietà di Sant'Alvise, nel cuore di Cannareggio a Venezia, offriva aiuto alimentare ad una decina di famiglie in difficoltà economica. Qualche mese dopo, durante il lockdown di primavera, le famiglie erano già diventate 150, un aumento esponenziale, lievemente calato in questo periodo, ma che si mantiene comunque a livelli alti. Le utenze sono le più varie, nel senso che la maggior parte comunque sono tutte famiglie che lavoravano nell'ambito del turismo, basse professionalità, quindi parliamo di camerieri, lavapiatti, le professionalità che non avevano contratti a tempo indeterminato, che avevano contratti a tempo stagionale e quindi chiaramente sono rimasti a terra. C'è qualche storia che l'ha colpita particolarmente? Sotto lockdown devo dire che tanti padri di famiglia, ma anche tante donne che si sedevano qua, piangevano e raccontavano che non avevano da dare da mangiare ai figli. All'interno dell'Emporio si alternano una trentina di volontari che offrono anche un piccolo sostegno morale a persone che a volte, prima di arrivare qui, hanno dovuto superare l'imbarazzo e la vergogna di dichiarare la propria situazione. Persone provate dalla crisi non solo economicamente, ma anche dal punto di vista psicologico. Io per i prossimi mesi non la vedo bene, nel senso che quando finirà la cassa integrazione si potrà licenziare, credo che noi purtroppo avremmo più utenti, quindi noi ci stiamo preparando a questo. Il peggio probabilmente non è ancora arrivato. In una città che, come altre zone del paese, dà l'impressione di avere all'interno una bomba sociale pronta ad esplodere, perlomeno in alcuni settori. Ma accanto alle nuove povertà si registra anche un crescente spirito solidale.
Abbiamo toccato con mano una grandissima solidarietà dei veneziani, ma veramente tutti ci hanno dato una mano, associazioni sportive, singoli cittadini, la regione sicuramente direi che è il primo attore che ci aiuta, poi il comune, poi anche la diocesi e la Caritas. Una bimba che si chiama Giulia che ha rinunciato ai suoi regali di compleanno e ha fatto una donazione all'Emporio di 150 euro, credo sia stata la storia più bella. In questi mesi di pandemia è aumentata la macchina burocratica e appesantita di oltre 500 nuove normative a discapito di cittadini e imprenditori. È lo studio della CGIA di Mestre. Con il Covid è aumentata la burocrazia con una vera e propria esplosione dell'attività normativa in Italia, con 450 nuovi provvedimenti e in Veneto con 150 misure legislative, a dirlo la CGIA di Mestre. Evidenzia come in poco meno di un anno a livello nazionale, tra circolari, ordinanze, decreti, leggi, DPCM e linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la macchina burocratica si sia notevolmente appesantita. Complessivamente cittadini e imprese del Veneto hanno subito quindi oltre 500 norme solo in materia di Covid, a dimostrazione di come la confusione sull'orientamento di come giostrarsi sia veramente molta e tanta, in difficoltà soprattutto tantissimi piccoli imprenditori del territorio. La gravità della situazione, precisa la CGIA, ha imposto al legislatore di mettere in campo importanti misure a tutela della salute, disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari e interventi a favore del lavoro e delle imprese, scelte legittime che però hanno scatenato in maniera imprevedibile la macchina burocratica pubblica. Una parentesi per il maltempo di queste ore che ha costretto anche a sollevare le paratie del Mose. C'è un'ondata di maltempo che prosegue e il centro funzionale decentrato della Protezione Civile, con un nuovo bollettino valido dalle 14 di oggi e fino alle 8 di lunedì 25, ha dichiarato lo stato di attenzione, l'allerta gialla per criticità idrogeologica, in particolare per i bacini dei fiumi Piave Pedemontano, Alto Brenta, Alpone, Adige, Garda. Lo stato di attenzione per criticità idraulica per Alto Brenta Bacchiglione, Adige, Garda, Basso Brenta Bacchiglione e Livenza Tagliamento. Si segnala il rischio di frane sui versanti nelle aree di bacino di Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione e Adige, Garda, quindi una situazione da monitorare. Torniamo sulle conseguenze di questo periodo complicato. Venezia in crisi, aggredita anche dal capitale malavitoso cinese. È un'altra denuncia della realtà delle piccole imprese, con il coordinatore in particolare della CGIA Paolo Zabeo. Sentiamolo. Interviene anche la CGIA di Mestre su come Venezia, con la crisi accelerata dal Covid, stia diventando sempre più appannaggio di gente malavitosa, per lo più cinese, con forte liquidità economica. Noi almeno da 3 anni che come CGIA di Mestre stiamo denunciando che la stretta creditizia praticata dalle banche nei confronti delle imprese rischia di spingere moltissimi piccoli imprenditori nelle mani degli usurai, nelle mani delle organizzazioni criminali. Organizzazioni criminali, specie cinesi, che in questa fase di forte difficoltà sono le uniche a possedere la liquidità necessaria per rilevare le attività con mancanza di ossigeno. È evidente che con il Covid la situazione è ulteriormente peggiorata, soprattutto Venezia, che è una città di turismo e turisti non ce ne sono più. È chiaro che moltissimi albergatori, ristoratori, titolari di bar stanno svendendo le proprie attività e chi li acquista sono personaggi equivoci, personaggi che spesso abbiamo visto adesso risultano essere collegati alle organizzazioni criminali, gente che senza scrupoli, che ovviamente sta facendo business e rischia praticamente di infiltrarsi nell'economia della città a lavorare. Rischio di infiltrazioni mafiose cinesi che diventa tesi sia dalla relazione semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che dal continuo monitoraggio di intelligence della Guardia di Finanza. C'è molta preoccupazione, ripeto, perché è evidente che c'è una smobilitazione generale da parte degli imprenditori italiani, locali, autoctoni, evidentemente perché la crisi è pesante, perché la crisi si fa sentire, perché Venezia è stata colpita dall'acqua grande e successivamente dal Covid,
turisti non ce ne sono più, l'economia è ferma, è completamente ingessata e quindi è chiaro che le organizzazioni criminali, soggetti equivoci eccetera stanno investendo sulla città adesso in questo momento. Soggetti che hanno capito come Venezia rappresenti il business del futuro quando la crisi sarà terminata. Venezia nel momento in cui terminerà la pandemia ritornerà a essere una città importante, significativamente importante dal punto di vista turistico, quindi con presenze notevoli, con soldi che girano, e quindi è chiaro che in questo momento, in questa fase così delicata, si sta verificando una vera e propria aggressione nei confronti della città. Manifestazione di protesta prevista per lunedì prossimo 25 gennaio a Mestre contro la scelta di Ca' Farsetti di abbattere diversi alberi e sopprimere buona parte del verde, smantellando un intero giardino pubblico in piazzale Cialdini per far posto a una ciclabile. La protesta alle 11 proprio in occasione della presenza dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto per spiegare il perché di tale scelta alla cittadinanza. Ma nel frattempo presentata in giunta un'interrogazione da parte di Gianfranco Bettin, consigliere comunale di Verde Progressista. Secondo il consigliere era possibile un tracciato diverso. Per sapere come mai si è ritenuto di procedere in questo modo, sacrificando invece che l'asfalto un prezioso spazio verde e chiedendo che la magnolia finora superstite venga tutelata, insieme all'impegno di non procedere più in questo modo. Questa è la richiesta. Ora la cronaca, maltrattamenti in famiglia. Siamo a Vigonovo, manette ai polsi del marito violento. Maltrattata dal marito per 10 anni, 69enne allontanato da casa. La coppia di Vigonovo, con le vessazioni e continue umiliazioni iniziate nel 2011. La 67enne ridotta in uno stato di pressoché totale annichilimento, e quanto emerso dalle indagini dei carabinieri sui maltrattamenti messi in atto da un 69enne di Vigonovo, appunto, nei confronti della moglie. Vessazioni che hanno portato nei giorni scorsi all'arresto dell'uomo su esecuzione di un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla vittima. I militari sono riusciti a ricostruire le violenze perpetrate nei confronti della compagna 67enne, nonostante la donna non abbia mai inteso collaborare e abbia negli anni dichiarato di ricondurre le proprie ferite accadute accidentali, hanno spiegato dall'Arma. Nell'ultimo trimestre del 2020 nell'area di Via Piave i furti sono diminuiti del 15%, soprattutto i borseggi meno 42% e i furti in abitazione meno 40%. È uno dei dati reso noto dal tavolo operativo interforze formato da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che si occupa nello specifico di quest'area di Mestre, con decine di posti di blocco e migliaia di controlli. Nell'ultimo trimestre del 2020 si contano 9 arresti per spaccio e 26 denunce, di cui 17 per droga, 2 stranieri espulsi e 4 ordini di allontanamento, sequestrati centinaia di grammi di cannabinoidi, eroina, cocaina e droghe sintetiche. Questa mattina udienza privata in Vaticano, voltiamo decisamente pagina, della famiglia di Paolo Rossi ricevuta da Papa Francesco. La famiglia del calciatore ha portato al pontefice un pallone soffiato in vetro di Murano del maestro Giancarlo Signoretto. L'opera riproduce il mitico tango argentino tanto caro a Bergoglio, usato anche ai mondiali di Spagna 82 con la scritta Pablito. So quanto avete sofferto, appena possibile vi voglio incontrare. Non è nuovo a queste sorprese Papa Francesco, che, saputo della morte del grande Paolo Rossi, ha voluto telefonare personalmente alla moglie di Pablito, un Papa da sempre vicino allo sport e alle persone che soffrono. Detto fatto, in mattinata il pontefice ha ricevuto in udienza privata in Vaticano, lontano dai riflettori, Federica, la moglie di Paolo Rossi, Alessandro, Maria Vittoria e Sofia Elena. In dono la famiglia ha voluto portare al pontefice un pezzo unico al mondo, un pallone soffiato in vetro di Murano, opera del maestro vetraio Giancarlo Signoretto, che così alla vigilia della consegna ha commentato. Per me è stato molto importante sapere di poter partecipare a un grande evento, un evento unico mondiale. Mi hanno dato una grossa responsabilità di soffiare questo pallone in vetro, di cui ne vado molto fiero e sono contento perché so che la moglie lo consegnerà direttamente al Papa
e questa è una cosa unica. Io penso che è unica come è stato Paolo Rossi, sia nel calcio, che ha dato molte emozioni, e anche nella sua vita privata, perché sono sicuro che è stato un grandissimo papà. L'opera, un'eccellenza che rappresenta Venezia e la sua isola del vetro, oggi in ginocchio a causa della pandemia, riproduce il mitico tango argentino, tanto caro a Bergoglio perché arriva dalla sua terra, usato ai mondiali di Spagna 82 con la scritta Pablito. Tutta la città piange la scomparsa di Aldo Vianello, poeta veneziano originario di Pellestrina, morto in solitudine all'età di 83 anni. Persona timida e buona, andava ogni giorno a mangiare alla mensa dei poveri e viveva in un piccolo alloggio comunale a Sant'Elena. Non aveva beni materiali, ma lascia un tesoro di umanità e valori, e ora la città vuole ricordarlo. Aldo Palazzeschi, per esempio, ha detto una cosa bellissima su di lui. Ha detto che la poesia di Aldo è come acqua di fonte che si beve dal palmo delle mani. Un'affermazione straordinaria. È commosso l'editore Giovanni Di Stefano nel ricordare il poeta veneziano originario di Pellestrina, Aldo Vianello, morto in solitudine all'età di 83 anni. Una vita povera di sostanze materiali, quella di Aldo, ma profonda e ricca di valori e umanità. La famosa Anvil Press Poetry ha pubblicato 2 libri su di lui, un privilegio che non è toccato purtroppo a nessun altro veneziano e a pochissimi italiani. Teodoro Russo, ideatore del salotto letterario Incontri con l'autore, si era fatto portavoce della richiesta di conferimento di una laurea honoris causa per Aldo. Aldo nasce umile, nasce povero, muore umile e muore povero, ma è perché tutto ciò che è terreno ad Aldo interessava poco. Lui volava con il pensiero, volava con la poesia, volava con i suoi scritti. Ecco, questo ci deve mettere in guardia dal rischio che il mondo moderno affronta di considerare e valutare una persona in base ai suoi averi, alla sua macchina, al suo conto in banca, alla sua casa. Ciao Aldo. Nella danza dei tini, sacerdoti inebrianti alzano quadrati polsi per un bicchiere senza prezzo. A tavola si è fratelli come il bue alla pastura. In chiusura una notizia di sport, perché il Venezia torna al successo dopo 6 giornate di astinenza. È bastato un gol di Forte al terzo minuto per superare il Cittadella allo stadio Pierluigi Penzo nella 19ª giornata del campionato di Serie B. Gli arancio-neroverdi sono dunque noni in classifica con 28 punti, il Cittadella è terzo a 33. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo per domani e poi all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e vi auguro una buona domenica. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani, migliora il tempo sul nostro territorio dove però avremo ancora qualche residuo disturbo. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 24 gennaio ci mostra che nella mattinata potrebbero verificarsi degli ultimi piovaschi, specie sulle coste e sulla pianura meridionale della nostra regione. Sul resto dei settori sarà in genere asciutto, anche con un maggiore soleggiamento. Temperature in calo con locali gelate sulle zone pianeggianti, minime tra -1 e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà tutto sommato simile, piogge al mattino ancora su Goriziano e Triestino, andrà meglio invece altrove. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, molte nubi inizialmente ma in genere senza piogge degne di nota, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai -4 gradi, massime sui 3-4 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.